Firenze, città d'arte e fascino per eccellenza. Proprio questa affascinante città è stata la sede della mostra evento La Sardegna veste la moda. In esposizione da giugno a settembre 2009 presso la Galleria del Costume di Palazzo Pitti e inaugurata con una conferenza stampa cui hanno preso parte tutti gli addetti ai lavori. Protagonista la moda con le sue implicazioni stilistiche e le sovrapposizioni di segni. Ci si avvale di elementi presi dal costume popolare sardo come simbolo di memoria collettiva da abbinare agli scenari vestimentari di oggi. L'obiettivo della mostra, a cura di Bonizza Giordani Aragno e organizzata dalla sezione eventi di Carlo Delfino Editore, operante dal 1981 nel campo dell'editoria e delle relazioni pubbliche, tenta di superare l'approccio folcloristico del costume tradizionale sardo per metterne in luce la fitta trama di rimandi e di citazioni con il linguaggio della moda contemporanea. Nell'originale allestimento, che ignora l'ordine cronologico per privilegiare l'accostamento fra tipologie di capi di epoche diverse, trovano spazio i costumi provenienti dal Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, affiancati dalle opere di celebri stilisti originari della Sardegna e di altri creatori che di volta in volta hanno tratto ispirazione dalle forme del costume popolare. La mostra presenta capi ed accessori dal 1930 ad oggi, provenienti da collezioni private e pubbliche in cui si evince lo stretto rapporto tra costume e moda. Manufatti che spaziano dal disegno all'incisione, dal costume all'abito, dal gioiello al ricamo. Il tutto supportato da un'analisi di tipo semiotico, tra forma e materia, stile e moda. La mostra si sviluppa proprio nel contrasto tra antico e moderno, un raffronto attraverso opere spettacolari per dimostrare come lo stile di ieri sia ancora vivo in stilisti di matrice isolana del momento. Il primo ambiente mette a fuoco il tema che si vuole trattare, il concetto di look degli anni 30, inteso come ricerca di un'immagine precisa, un itinerario visivo attraverso l'isola e la trasformazione della forma. Al centro dell'ambiente una serie di capi d'abbigliamento che caratterizzano lo stile che si vuole raccontare, stoffe e dettagli per presentare il passato come il presente. Gli ambienti che seguono ripetono il concetto d'apertura tra disegno o foto e l'abito forma, evidenziando la materia e la preziosità di un accessorio. Nel percorso, alcune isole dedicate agli stilisti che hanno fatto della Sardegna il punto di partenza per la loro creatività.